Green Pass esteso a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, decreto fresco di voto che estende la certificazione verde non solo alla pubblica amministrazione, come si era pensato in un primo momento, ma a tutti i luoghi di lavoro. Nodi da sciogliere e incongruenze messe sotto la lente di ingrandimento dei sindacati che hanno visto bocciare la proposta di rendere i tamponi gratuiti almeno in questa fase. Il nodo cruciale riguarderà, sostiene la CGIL padovana, le aziende con meno di 15 dipendenti che costituiscono la gran parte del nostro tessuto imprenditoriale. E invece dopo i 5 giorni ci sarebbe appunto la sospensione del lavoratore senza retribuzione. Il problema è che un comma dell'articolo 3, il comma 7, prevede che il datore di lavoro, nel caso di queste imprese diciamo di piccole dimensioni, potrebbe sospendere il lavoratore, sì, ma fino a un massimo di 10 giorni. Potrebbe sospenderlo di più solo in caso di contratto di lavoro con un sostituto del lavoratore privo di Green Pass. È chiaro che in questo modo si creano forse delle difficoltà da parte di questi datori di lavoro a reperire sul mercato di lavoro dei sostituti per lavoratori evidentemente molto più essenziali nella loro organizzazione che per una grande impresa. Sindacato che valuta il Green Pass come scelta contraddittoria del governo, alla quale avrebbe preferito l'obbligo di vaccinazione. Dall'altro fronte anche i farmacisti mettono le mani avanti, prevedendo un ulteriore assalto al tampone. Già adesso c'è chi per ottenere il Green Pass prenota il tampone ogni 3 giorni, affollando le farmacie e rallentando l'attività ordinaria. Però adesso se cominciano anche nei lavori, lavoro pubblico e privato, penso che sarà un attimo più... ci sarà un assalto maggiore. Non so se riusciremo a tenere botta. Vedete tempi duri. Sì, già sono tempi duri, perché comunque un nostro collega sta tutto il giorno fuori a fare tamponi.